sono i titoli. Il 1° maggio che si è celebrato ieri diventa la festa della sicurezza sul lavoro. Casteldaccia, dove un anno fa persero la vita 5 operai, scelta come una delle 3 piazze per la mobilitazione dei sindacati. Dolore e rabbia a Mister Bianco nel Catanese per la morte di Maria Rosa, la bimba di 7 mesi lanciata dalla madre dal terzo piano di casa. Ricercato, un giovane alto e con la barba potrebbe essere un complice di Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen di Palermo, reo confesso dell'omicidio di 3 persone durante una rissa avvenuta a Monreale. Oggi i funerali delle vittime. Sport, cultura e buona tavola a Catania per il 1° maggio, l'insegna della cultura. Messina ritrova la rigenerata spiaggia del Ringo, lungo ponte festivo, l'insegna del bel tempo con punte di 30 gradi. A Porto Empedocle la tappa siciliana del tour della nave più bella del mondo, senza tempo il fascino dell'Amerigo Vespucci. Calcio, il Palermo sconfitto in casa 2-1 dal Sud Tirol, i rosanero non centrano l'obiettivo continuità ma restano sesti. Grande attesa a Catania per la prima gara in chiave playoff, domenica al Massimino contro il Giuliano, Toscano si affida a un 11 di partenza collaudato. Buongiorno, eccoci, benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Ieri si è celebrato il 1° maggio, sindacati uniti per chiedere sicurezza sul lavoro, una delle 3 piazze della giornata di mobilitazione in Sicilia, a Casteldaccia. È stata a Casteldaccia teatro l'anno scorso di una strage di operai. La segretaria della CISL Fumarola dice il lavoro non può essere morte. Sentiamo Manlio Viola. Gli occhi di tutta Italia sono puntati sulla Sicilia. In questo 1° maggio 2025 la festa dei lavoratori diventa la festa della sicurezza sul lavoro. In migliaia arrivano in piazza a Casteldaccia nel Palermitano, luogo simbolo della strage di lavoratori nell'incidente di maggio del 2024 che diventa il centro del paese. Presente la segretaria generale CISL Daniela Fumarola. Il lavoro non può essere morte, il lavoro è dignità, è realizzazione della propria dignità, è realizzazione del proprio progetto di vita. Il lavoro per essere tale deve essere degno, deve essere ben contrattualizzato, deve essere sicuro, deve essere stabile, deve dare una prospettiva alle persone che scelgono di impegnarsi in qualunque attività. La CISL riconosce che qualcosa è stato fatto, ma ancora non basta, e detta la propria ricetta per la sicurezza e il lavoro. Abbiamo apprezzato la convocazione della Premier Meloni per il giorno 8 maggio, abbiamo apprezzato che lei abbia lanciato l'ipotesi di una grande alleanza. Ecco, noi pensiamo che la grande alleanza debba realizzarsi mettendo in campo responsabilità da parte del governo, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, più formazione nei luoghi di lavoro per lavoratori e imprese, più ispettori per controllare, per fare verifiche, perché insieme alla prevenzione c'è bisogno anche di fare un'azione di repressione forte. In piazza a Casteldaccia c'erano tutti e 3 i sindacati. Ad aprire la manifestazione era stata Luisella Lionti, segretario della UIL Sicilia. A chiudere è Daniela Fumarola, presente anche una piccola delegazione CGIL che per lo più però ha preferito comunque la commemorazione tradizionale di Portella della Ginestra. Un luogo simbolo Casteldaccia perché proprio qui l'anno scorso 5 operai persero la vita mentre eseguivano lavori sulla rete fognaria. Ancora Manlio Viola. La decisione di lanciare dalla piazza di Casteldaccia nel Palermitano l'appello perché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità nazionale è una scelta simbolica. Proprio nel paese del Palermitano un anno fa, esattamente il 6 maggio del 2024, morirono in 5 avvelenati dalle esalazioni di gas tossici mentre eseguivano alcuni lavori nella rete fognaria per conto dell'AMAP, l'azienda acquedotto del Palermitano. E oggi a Casteldaccia gli interventi dal palco sono iniziati proprio dalla lettura dei nomi delle vittime di quella strage, per la quale non si è ancora aperta la fase dibattimentale del processo a Termini Imerese. Sotto i riflettori ci sono le regole di appalti e subappalti, il rispetto delle norme di sicurezza e una lunga catena di errori che avrebbe portato alla tragedia. Quella tragedia fece schizzare tutte le statistiche e finalmente accese i riflettori sull'esigenza di sicurezza, sempre sbandierata ma spesso dimenticata dopo ogni funerale. Ma la strage non sembra aver insegnato nulla al mondo del lavoro. Solo in Sicilia e solo in questo scorcio di 2025 sono già state 11 le vittime di incidenti sul lavoro e oltre metà di questi nel Palermitano. Numeri inaccettabili sui quali ora si pone l'accento in maniera forte.
A Mister Bianco nel Catanese ancora dolore e rabbia per la morte della piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi lanciata dalla madre in preda alla depressione dal terzo piano di casa. Luca Ciliberti. Era esattamente qui la bambina. Qui. La bambina con la faccia a terra, il sangue che gli usciva dalle orecchie e che non si muoveva. L'ultimo cenno con la mano che mi ha fatto, che era a terra così, e poi non si è più mossa completamente. Sembra il racconto di un film dell'orrore, una scena straziante che si è consumata all'ora di pranzo nel centro di Mister Bianco. Se non che quando mi affaccio vedo quella bambina a terra e lei che era sopra faceva così, si affacciava e rientrava, si affacciava e rientrava. Guardava verso la bambina? E guardava verso sotto, io gliel'ho gridato bastato, un paio di volte gliel'ho gridato perché avevo capito. C'era qualcuno alle mie spalle che si disperava, si sbatteva la testa contro i bidoni della spazzatura, poi arriva a capire che era il marito, io neanche lo sapevo, si è spaccata la mano nel frattempo, quindi sangue che usciva da tutti i lati. Con una delle monache, è uscita una delle monache, Sor Caroline, e immediatamente lei, con un fare molto, perché devo dire fare molto forte, ha aperto il portone ed è salita per le scale. Io ci sono andato appresso e io mi sono ritrovato con questa signora a stare fermo con lei per 10 minuti. Lei mi guardava e io la guardavo. Nel quartiere nessuno quasi conosceva Anna Maria Geraci. Il marito è un operatore ecologico che i vicini ricordano come persona schiva. In pochi sapevano persino che in quella casa viveva anche un bambino di 7 anni. Con tutto il vicinato c'è un buonissimo rapporto io. Ma con la signora abitava? No, la ragazza, se mi dice com'era fisicamente non lo so. Ma io nemmeno sapevo che avevo un altro figlio, però mia moglie lo sapeva. Infatti quando ci siamo affacciati e c'erano i carabinieri, mia moglie fa al carabiniere: guarda che c'è un altro bambino. La donna è stata arrestata per omicidio aggravato. Il padre, medicato in ospedale per le ferite riportate durante gli scatti di rabbia dopo aver appreso la notizia della morte della sua bambina, è rientrato stamattina in casa. Nella stessa palazzina oggi anche la visita di alcuni parenti che ovviamente preferiscono trincerarsi nel silenzio. Si cercano i complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen di Palermo, che ha confessato l'omicidio di 3 persone durante una rissa avvenuta sabato scorso a Monreale. Oggi i funerali, mentre l'ASPA ha attivato uno sportello psicologico non solo per le famiglie colpite dai lutti. Orazio Longo. Alto e con la barba folta e nera, sarebbe questo l'identikit di uno dei complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano del quartiere Zen accusato di avere sparato e di aver ucciso 3 persone nella strage avvenuta a Monreale sabato scorso durante una rissa. Il complice potrebbe essere anche colui che avrebbe detto la frase "non puntare in alto ma spara sulla folla", che un testimone ha riportato. La scena sarebbe quella di 2 ragazzi col casco, uno basso e magro che spara e l'altro alto che guida una moto BMW GS nera vecchio modello. Il secondo gruppo di fuoco, come si dedurrebbe dai tanti colpi esplosi e dalle parole dello stesso Calvaruso che ai giudici, dopo aver ammesso le sue colpe, raccontando di aver svuotato l'intero caricatore della pistola che aveva trovato per strada nel suo quartiere e chiesto scusa ai familiari delle vittime, ha detto di avere sentito altri colpi, anche se non saprebbe dire chi fosse a sparare. Secondo gli inquirenti che stanno vagliando le testimonianze e i filmati delle telecamere di sorveglianza, sarebbero stati una decina i ragazzi che avrebbero fatto parte del gruppo dei palermitani. Ragazzi che già altre volte avevano frequentato la piazza monrealese. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di Calvaruso, ma sta valutando le parole del ragazzo che dice di aver reagito a un tentativo di aggressione nei suoi confronti. Per il GIP dal referto medico non emergerebbero segni di pestaggio. Oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, associazioni e parrocchie, hanno organizzato una fiaccolata a Palermo per domenica prossima. L'ASPA e il comune di Monreale hanno istituito uno sportello psicologico. I militari della Guardia di Finanza di Agrigento con la Procura Europea hanno sequestrato beni per oltre 1 milione di euro a 3 società agrigentine e denunciato 6 persone dello stesso nucleo familiare. Tutti appunto per frode sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e a quello rurale. Tramite fatturazioni false per investimenti fittizi in edilizia erano stati ottenuti fondi europei a fondo perduto. E ancora Prodi in Sicilia, dei migranti, sono 670 le persone approdate a Lampedusa ieri, 10 barconi partiti dalla Libia, soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza e Frontex. Una di queste imbarcazioni, salpata da Monastir in Tunisia, con a bordo 49
guineani, sudanesi e nigeriani è riuscito ad arrivare direttamente a Cala Galera. All'hotspot sono presenti attualmente 765 migranti. L'associazione ambientalista Mare Amico denuncia che sulla spiaggia delle dune di San Leone vengono sversate acque fognarie. L'allerta, sono stati appunto allertati l'AICA, che è l'azienda idrica dei comuni agrigentini, il comune di Agrigento, l'ARPA, la Capitaneria di Porto e la Procura. L'unica risposta è arrivata dall'AICA, dice Mare Amico, che ha effettuato le analisi delle acque trovandole inquinate. Ci fermiamo, una breve pausa, a fra poco. Boom di turisti a Ortigia, siamo nel Siracusano, un lungo ponte all'insegna del bel tempo, si sfiorano anche i 30 gradi, sentiamo Francesco Loi. Finalmente godiamo di questo bel tempo e di questo panorama meraviglioso. Una passeggiata vista mare a Ortigia. C'è chi il 1° maggio ha deciso di viverlo così. Abbiamo preferito venire a Ortigia perché, a parte che è bellissima, anche se la conosciamo, abbiamo visitato anche il Duomo e ti posso dire che è una meraviglia. 1° maggio anche a tavola, cosa si mangia? Belli fresh, calamari, cozze, un po' di tutto. Qui, come in tutta la Sicilia, c'è un meteo che sa di estate. Lo dimostra l'abbigliamento di chi va in giro. Lo certifica la colonnina di mercurio. In alcuni casi si sfiorano anche i 30 gradi. Tutto sommato, a chi piace il sole e a chi piace il mare, sono delle temperature veramente belle. Occhiali da sole d'obbligo. Sempre, l'occhiale da sole, soprattutto con gli occhi chiari. È una bella giornata, ci stiamo godendo il paesaggio, è molto bello vedere in Sicilia questi posti. Come sempre sono le città d'arte tra le mete più gettonate, come Siracusa, anche Catania, Palermo, la Valle dei Templi. Il 1° maggio alla gita fuori porta non si rinuncia, ma il 1° maggio è anche il giorno dei concertoni. Sempre super gettonato il One Day a Catania. La spiaggia della Playa, come sempre, si trasforma in un tappeto di giovani che hanno voglia di fare una cosa: divertirsi. E a Catania è stato anche un 1° maggio all'insegna della cultura. Sentiamo Tonino De Mano. Sport, cultura e buona tavola per un 1° maggio all'insegna della tradizione. Catania fa il pieno di turisti che già di buon mattino prendono d'assalto via Etnea. Primo passaggio. Granita e brioche col tuppo. Siamo prontissimi, dopo una colazione super siamo pronti. Cosa ha mangiato? Una granita, mandorle tostate e pistacchio e poi una brioche. Un gruppo scout proveniente dal Lazio si dirige verso l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, aperto tutto il giorno per garantire una maggiore copertura ai turisti. Molto bello, caratteristico anche perché all'interno è coronato e chiuso da tutte le palazzine e l'edificazione posteriore. C'è tanto da vedere, da gustare e da fare, e così in via Etnea si corre e si procede spediti. Montirossi! Numero 95, si avverte già la fatica. Un po' sì. Arrivati a San Nicolò l'Arena è il caso di fermarsi, fotografare e guardare ogni angolo. Qui storia e cultura vanno a braccetto. Abbiamo visitato la chiesa, bellissima, il presepe, stupendo, avete delle eccellenze in questa regione che sono di un valore davvero planetario. Dulcis in fundo la bellezza del suggestivo presepe. Gesù è nato, morto e risorto, ma da queste parti l'arte ferma anche il tempo. C'è persino l'Etna in eruzione, sempre attuale. A realizzare il presepe è Elio Ambra. È un presepe che ho realizzato quando ero piccolino e giustamente non manca a me volerlo fare vedere tutto l'anno, in particolar modo in questo periodo che Catania è piena di turisti. È un po' insolito, però è fantastico, è da vedere, sarebbe da pubblicizzare. È il 1° maggio, ma naturalmente è buon Natale a tutti. Per evitare confusione, a tutti, buon 1° maggio. E vediamo anche come è stato festeggiato il 1° maggio a Messina. Sentiamo Francesco Triolo. Senza feriti, senza granate, se avete preso per buono. Una festa in uno dei luoghi ritrovati di Messina, un 1° maggio diverso per tanti messinesi nella spiaggia del Ringo, sino a qualche anno fa abbandonata, ma che è tornata ad essere balneabile e viva, una rinascita celebrata da una giornata speciale per la festa dei lavoratori, animazione per adulti e bambini, beach volley, calcio banile, beach soccer, ce n'era per tutti i gusti, con la musica che ha animato il pomeriggio e la serata. Un paio di anni fa questa spiaggia non poteva essere fruita,
oggi è fruita, l'anno scorso abbiamo allargato, quest'anno questo primo maggio un po' particolare in cui tanta gente fa attività fisica, si riprende un po' il pezzo di città e qualche altra novità quest'estate la porteremo, quindi lo spirito è quello di riprenderci un po' gli spazi che magari non abbiamo vissuto per tanti anni. Tante le attività con la Lega Navale Italiana che ha offerto prove pratiche a bordo della Malupa Serendipity, l'imbarcazione di proprietà della Messina Social City accessibile anche a persone con disabilità, il Windsurf Club con dimostrazioni di avvicinamento alla tavola, le arti marziali e la difesa personale. C'è anche chi ha organizzato un picnic che ha portato i bambini a giocare sotto il sole di maggio, chi ne ha approfittato per la prima tintarella. Una giornata all'insegna dello sport, dell'aggregazione e della valorizzazione degli spazi urbani ritrovati, il modo migliore per celebrare la festa dei lavoratori. È tornata in Sicilia la nave più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci, è ormeggiata a Porto Empedocle, un evento simbolico che rientra nel programma di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Davide Sardo. Non è solo una nave, è un simbolo. L'Amerigo Vespucci ha fatto il suo ingresso trionfale nel porto di Porto Empedocle, accolta da una parata di barche, migliaia di persone e uno straordinario entusiasmo popolare. Il veliero della Marina Militare Italiana torna in Sicilia nell'ambito delle celebrazioni per Agrigento, capitale della cultura 2025. Ad attenderla, lungo la banchina Comandante Todaro, cittadini, scolareschi e turisti con lo sguardo rivolto verso l'elegante profilo della nave. L'Amerigo Vespucci richiama appassionati e curiosi a tutta la provincia. La sosta empedoclina è una delle prime tappe del Tour Mediterraneo 2025. È un tour che è iniziato il 1° luglio del 2023 da Genova, è un tour che è pianificato di una durata di circa 2 anni, quindi con una conclusione il 10 giugno del 2025 in occasione della Festa della Marina, quindi un tour mondiale che ha un respiro di quasi 2 anni. In porto anche una mostra fotografica in omaggio ad Andrea Camilleri e alla memoria storica della marineria empedoclina con scatti d'epoca dell'archivio del giornalista Aldo Alessandro. Breve pausa, poi il calcio con la sconfitta del Palermo in casa dal Sud Tirol e invece il Catania che domenica comincia i play-off. Eccoci al calcio, 1° maggio amaro per il Palermo, sconfitto in casa 2-1 dal Sud Tirol, ancora mancanza di continuità per i siciliani che però restano sesti. Marco Gullà. Un Palermo dai 2 volti determinato e propositivo nel primo tempo, confuso e arrendevole nella ripresa. Si chiude con un'amara sconfitta il match della 36esima giornata di Serie B. A vincere il Sud Tirol che sbanca il Barbera con il punteggio di 2-1. Un 1° maggio segnato da una caduta per la squadra di Dionisi che resta comunque sesta ma che spreca l'occasione di restare in scia al 5° posto. Dionisi cambia un solo uomo rispetto alla partita di Catanzaro. C'è Di Mariano al posto di Pierozzi. Buon avvio del Sud Tirol che approccia la gara con personalità, ritmi bassi. Il Palermo non riesce a trovare la password per sbloccare la difesa degli avversari. Al 17esimo occasione per Di Mariano che tira d'esterno destro dal limite dell'area dopo l'azione di Gomez, palla alta. Al 27esimo ci vuole una grande giocata per sbloccare il match, poi a un palo di tacco per Ceccaroni, tiro d'esterno sinistro e palla all'angolo. Che bellezza, Palermo avanti. Rosanero che conquista il match, 36esimo traversa colpita di testa da Lund. Dopo il cross di Di Mariano, Adamonis riesce in qualche modo a evitare il gol. Al tramonto del primo tempo Sud Tirol a centimetri dal pareggio. Gran tiro di sinistro da fuori area di Gori, la palla esce di nulla con Audero immobile. La ripresa si apre subito in salita per i padroni di casa. Al 47esimo il Sud Tirol trova il pareggio e il Quachibi entra in area dalla destra e serve Belardinelli che va al tiro di destro da posizione defilata. Il pallone viene deviato da Audero ma finisce poi sui piedi di Barreca che all'altezza del secondo palo da pochi passi mette il pallone in rete. La gara cambia, il Sud Tirol a giocare meglio. Il momento chiave arriva al 73esimo, errore in impostazione del Blen, ne approfitta la formazione ospite che parte in contropiede con Mallamo, stesso in area da Magnani, calcio di rigore netto sul dischietto da Gori che spiazza Audero e 2-1 nel finale. La traversa di Leduaron finisce 1-2, un amaro 1° maggio per il rosanero.
Il Catania domenica comincia i play-off, Toscano si affida a un gruppo che gli sta dando garanzia e un 11 di partenza collaudato. Intanto Zarbano sempre più vicino per la dirigenza. Marco Carli. Il Catania, uno dei clienti più difficili che ogni squadra potrebbe pescare nei play-off. Il cambiamento degli etnei nella considerazione di molti osservatori è questo. In 2 mesi, dal ritorno a disposizione di tanti giocatori, i rossazzurri hanno compiuto questo passo, dai margini della zona play-off fino allo spauracchio dei prossimi spareggi per la promozione. Per il valore di alcuni giocatori, per le caratteristiche di un allenatore che in C rappresenta una garanzia, per i risultati conquistati nell'ultimo periodo, con una sola sconfitta contro l'Avellino, promosso in Serie B. Questa è l'idea che accompagna il Catania in questa fase, che però va confermata all'avvio di una lotteria che coinvolge 28 squadre e che ne premia una sola. Una corsa difficile che per i rossazzurri comincerà domenica in casa con il Giuliano. Primo turno dei play-off del girone, quinta contro decima, gara secca, 2 risultati su 3 a disposizione per accedere al turno successivo. Pubblico delle grandissime occasioni, altra componente che fa salire il Catania nelle quotazioni di questi spareggi promozione. Intanto la società mette i tasselli per il futuro. Zarbano in arrivo come direttore generale, figura che mancava, molto importante nella gestione. Carte in mano ai legali delle 2 parti per formalizzare l'accordo con il dirigente ex Genoa con un lungo passato in A. Tornando al campo, Toscano non dovrebbe stravolgere l'11 in vista della prima dei playoff. Inglese guiderà la squadra in attacco, la stagione regolare si è conclusa con un suo gol, un viatico importante in vista del futuro. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'attenzione e buona giornata.